Sì, Margherita, buongiorno. Oh, buongiorno. Mi dispiace che siete arrivati tardi. Noi adesso abbiamo finito di mangiare. Venivate un poco prima. Grazie tante, signora Margherita. Ma neppure da poco abbiamo finito. Sì, siamo andati a mangiare da Peppo una sica. Sì, una zuppatella di fagioli. E Don Vincenzo? Viene subito, è andato dal tabaccaio. Ah, evviva Don Vincenzo. Ha mangiata, ha bevuto, mo si fa una fumatella di pippa all'aria fresca. A 24 ore a letto e ci vediamo domani mattina, non tiene difficoltà di finanza e chi è meglio disso. E sta moglie catena, non ti dice niente sta moglie. Bella, buona e affezionata. Don Vincenzo è un uomo affortunato, gli dica che per tutto il mondo non si trova una femmina come voi. No. E beh, voi mo non mi credite, non mi credite. Io non ne ho mai voluto sapere di femmine. No, sono l'antipatia mia perché penso che sono l'origine di tutte le guai. Si è tratta buono, se ne approfittano, pigliano il pappaviente e ti trattano come uno schiavo. Si è tratta malamente, si mettono a dispetto. Insomma, sono esseri incomprensibili, senza mettere qualche auto pericolo più serio e tu non sai qualche cosa. Ma se avessi la fortuna di trovare una femmina come Donna Margherita, io me la sposarei a occhi chiusi. Hai fatto una bella scoperta. Se facessero un sacrificio una femmina come la Donna Margherita, dite niente, io mi menasse di capo, assegnate, economica. Non è un complimento che vi faccio. Voi siete la ricchezza della casa perché spaccato lucentesimo. Grazie. Ecco qua, va bene così. Sì, si devono sistemare sulla credenza. Prendi una sedia. A qualunque ora viene, puoi capitare all'improvviso, Donna Margherita aggiusta la casa. Si capisce, la casa è la passione mia. Mi piace di vedere tutte le cose sistemate. Adesso sto aggiustando questa credenza. Fate con tutta comodità. Noi se permettete ci sediamo un poco qua fuori. Aspettiamo che viene Don Vincenzo che ci dobbiamo parlare di un affare. I padroni. Potete aspettarlo pure qua se volete. No, signor Margherita, aspettiamo qua fuori che se sta più fresco, prendiamo un poco d'aria. Sì, Permettete. Come volete. Permesse?